Ha messo in campo qualche accortezza per usare meno acqua in questi giorni? È necessario, si fa quello che si può perché non è che puoi cambiare, però cerchiamo di controllarla. Per esempio? Ma, purtroppo si fanno meno docce, per esempio, e si sta molto più attenti, per esempio quando si lavano i piatti, a usare almeno quello che il minimo indispensabile per ottenere qualcosina. Non usarla, l'unico trucco che si può fare adesso. Chiaramente c'è un problema, ma secondo me hanno abbassato anche la pressione dell'acquedotto. Sempre aprirla con moderazione, se non serve è inutile lasciarla andare. Si deve essere un po' usarla con moderazione. Faccio la doccia velocemente e quella là penso che sia un grande risparmio. Anche in giardino sto attento a dare l'acqua che non sia proprio, per esempio c'è un'acqua dove ci sono i pesci, spero che piova, e allora se piove i pesci hanno da bere. Evito di dare l'acqua ai fiori, al giardino, insomma cerco in qualche modo di posticipare questa cosa. Poi per quanto riguarda la lavatrice cerco di fare i carichi pieni e non quando sono a metà, così si risparmia la corrente e anche l'acqua. Per quanto riguarda lo sciacquone uso l'indicatore quello piccolo, non quello grande, in modo da poter anche là fare dei risparmi d'acqua. Uso la lavastoviglie sempre solo quando è piena, insomma questi sono gli accorgimenti che si possono fare. È molto preoccupato. Diciamo che la mia generazione era convinta che la catastrofe sarebbe arrivata dopo. E tutto sommato anche questa certa superbia della mia generazione è giusto che sia in qualche modo fatta tremare un pochettino.